Per la 20ª giornata di eccellenza al Ferrando di Cornigliano la Genova Calcio ospita il Moconesi. Per i padroni di casa l'obiettivo prioritario è quello di conquistare i 3 punti in palio, sperando in un concomitante scivolone della capolista Albissola, impegnata nel difficile match contro la Rivarolese. Per gli ospiti invece conquistare punti rappresenterebbe il consolidarsi in una posizione di classifica di tutto prestigio. L'approccio alla gara da parte del Moconesi appare ottimale. Già al quinto minuto infatti Ferrarotti, sfruttando un favorevole traversone dalla destra di Pelosin, insacca alle spalle di Secondelli. La replica dei padroni di casa è affidata 2 minuti più tardi all'insidiosa bordata dalla lunga distanza di Capannelli, che Bartoletti sventa con qualche difficoltà. All'11° la gara torna in parità. Parodi si incunea in area di rigore, Pelosin lo contrasta fallosamente secondo il direttore di gara Tassano di Chiavari. Rivediamo meglio l'episodio che ha portato al penalty per la Genova Calcio e che ha acceso le proteste degli ospiti. Parodi si incarica dalla battuta, Bartoletti intuisce ma non riesce a neutralizzare. Siamo sull'1-1. Le emozioni non latitano in questo primo quarto d'ora di gioco. Un minuto più tardi infatti il Moconesi potrebbe riportarsi in vantaggio con Mosto, dopo una prolungata e confusa azione in area di rigore della Genova Calcio. Bravo Secondelli ad opporsi alla conclusione ravvicinata. Sempre Mosto al 40° impegna nuovamente Secondelli. Anche in questa occasione l'estremo di casa è determinante. Gli ospiti protestano per il contatto tra Massara e Mosto al momento della conclusione della punta ospite. Al 12° della ripresa Moconesi nuovamente in vantaggio. Azione convulsa in area della Genova Calcio che viene risolta da questo sinistro di Moresco, che assicura il 2-1 alla sua squadra. Alla mezz'ora i padroni di casa tentano di ristabilire la parità. Conclusione da fuori di raso, intercettata involontariamente da Peso. La sfera cambia direzione e Bartoletti deve impegnarsi per anticipare la corrente Parodi. Genova Calcio in avanti a testa bassa in cerca del pareggio. Al 34° ci prova Ilardo con un tiro di precisione. Nulla di fatto. A 6 minuti dal termine pareggio per il padrone di casa. Determinante nell'occasione è il neoentrato Rea Isi, che risolve in gol un batti-ribatti in area ospite. Gara nuovamente sui binari della parità, 2-2. Rivediamo la marcatura che di fatto conclude la gara. Un pareggio che non accontenta certamente la formazione di mister Maisano, incapace di sfruttare al meglio la debacle dell'Albissola sul campo della Rivarolese. Per il Moconesi numerose recriminazioni nei confronti di alcune scelte arbitrali, episodi che tratteremo più approfonditamente nello spazio Moviola.